Maxi schianto tra camion in autostrada lungo la A13 tra i caselli di Boara Pisani e Monselice in direzione Padova. Il bilancio parla di una vittima, l'autista, di uno dei 3 mezzi pesanti coinvolti. Si tratta di un camionista di 54 anni, Adriano Dotta, di Conegliano ma residente a Cordignano, nel Trevigiano. Lo scontro è avvenuto verso mezzogiorno e ha coinvolto un'auto e 3 tir in un tamponamento a catena. Tra le lamiere della cabina di uno dei camion è rimasto incastrato l'autista. Nonostante i tentativi di rianimazione del personale sanitario intervenuto sul posto, l'uomo è morto a causa delle gravi ferite riportate. Il tratto autostradale è rimasto chiuso per ore, con code anche di 10 km. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco giunti da Rovigo e da Este con 4 automezzi, tra cui un autogru e 7 operatori. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi illesi, gli altri 3 conducenti dei mezzi coinvolti. Sul posto anche la polstrada di Rovigo, coordinata da Bologna.